Bentornati allora con le pillole di Radio Veneto Agricoltura, benvenuti da Mimo Vita, vedete inquadrato Giuseppe Boscolo Palo, il presidente del mercato di Brondolo, di Chioggia, ma soprattutto il presidente del consorzio del radicchio di Chioggia IGP, uno degli importanti radicchi italiani e veneti, in questo momento in grande difficoltà, vero? Perché? Noi chiediamo un ristoro delle perdite che ci sono. Noi abbiamo fatto una stima del danno, ammonta a qualche milione di euro. Cosa fare per il futuro? Bene, bisogna conoscere bene le produzioni, bisogna certificare il costo di produzione, bisogna che dopo il coronavirus ci sia un approccio diverso tra i soggetti della filiera, tra il mondo della produzione, il mondo della GDO, che dovrebbe smetterla di fare aste a due ribassi, oppure fare promozione sulla pelle dei produttori. Quindi c'è stata una tempesta perfetta su questo, prodotto in frigo, prodotto che abbiamo iniziato a produrre, e è un qualcosa che ci è piombato addosso, che non volevamo. Certo, allora per far capire soprattutto ai telespettatori, ci sono degli equilibri che normalmente vengono determinati dalle stagionalità e dal fatto appunto che ci sono certi prodotti che possono occupare delle nicchie che si creano appunto per le stagionalità. Il coronavirus ha disequilibrato, ecco, questa situazione e adesso voi vi trovate con prodotto in frigo. Noi non è che noi ci troviamo col prodotto in frigo lo hanno i commercianti che fanno ovviamente la loro parte speculativa nel loro lavoro, ma che ci mettono in difficoltà. Prova ne sia che nelle statistiche degli ultimi 5 anni, per ben 2 anni abbiamo venduto mediamente il radicchio a 32-33 centesimi, che è ben al di sotto del costo di produzione. Il costo di produzione soddisfacente, quanto potrebbe essere? Cioè, quindi Per quello primaverile c'è una variabilità, diciamo, di opinioni, e questo la dice lunga sul fatto che bisognerebbe scientificamente definirlo, che va dai 40-50 ai 70. Oggi noi ne produciamo anche metà, quindi il costo di produzione per chilo si avvicina all'euro, l'euro 20. Stamattina il radicchio è stato venduto a 23-24, quindi è un dramma per l'azienda. E per le aziende agricole è estremamente importante invece conoscere gli andamenti e i valori. Allora, bisogna trovarci, bisogna collaborare, bisogna ridefinire un po' questa assunzione di dati, se vogliamo veramente programmare e fare un piano industriale di vendita dei nostri prodotti ortofrutticoli. un'ultima domanda, Giuseppe Boscolo Palo. Diciamo in un secondo quanto è importante il radicchio e i numeri del radicchio di Chioggia. Allora, i numeri importanti: 2 milioni e mezzo di quintali prodotti in Italia, di radicchi. Il radicchio tipologia Chioggia in Italia è al 60%, 1 milione e mezzo. Nell'area a indicazione geografica protetta se ne producono circa 500.000, quindi il 30% viene prodotto nell'area a indicazione geografica protetta, diciamo, ecco, i comuni del Basso Veneto. Ha un valore estremamente importante. È chiaro che siccome non ha il governo, il produttore non ha il governo, questi valori, la valorizzazione diciamo se la prendono gli altri soggetti della filiera. Certamente, allora grazie a Giuseppe Boscolo Palo. Noi siamo molto vicini al radicchio di Chioggia perché è uno dei radicchi importanti e poi dopo storico sulle nostre tavole è sempre presente. Veramente un grande augurio. Gli appuntamenti sono sempre con le pillole di Radio Veneto Agricoltura.